Buongiorno da Focus TG. Partiamo da una brutale rapina che è avvenuta a Pieve di Soligo ieri sera. Un dentista molto conosciuto è stato preso a botte e ricoverato in ospedale. Nel mirino della banda di malviventi Alessandro Bubola, professionista 59enne residente nella zona del Patean a Pieve di Soligo. Il comando, composto da almeno 4 banditi armati di coltelli e pistola, ha aggredito sia l'uomo che la moglie e i figli. Sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 20.000 euro. Sappiamo che si è trattato di una rapina particolarmente violenta. Sentiremo tra poco in diretta da Pieve di Soligo Francesca Bozza. Ma adesso andiamo invece a Mestre da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchio, perché una donna ha tentato di rapinare madre e figlia ed è la sorella della ragazza che con una imbarcazione rubata si era schiantata a Rialto provocando molti danni. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È successo tutto ieri nel tardo pomeriggio. Le due donne, madre e figlia, la figlia di 40 anni e la mamma anziana, stavano passeggiando proprio lungo il marciapiede che collega via Piave alla stazione di Mestre che vedete alle mie spalle, quando questa ragazza di 18 anni si è avvicinata e ha tentato in tutti i modi di scippare la ragazza di 40 anni. L'anziana madre ha provato a bloccarla nonostante potesse avere insomma poche forze, la teneva ferma cercando di impedirlo, ma lei insisteva, ci stava quasi riuscendo, se non che in quel momento si trovava nei dintorni una pattuglia della polizia locale per presidiare la zona che sappiamo essere una delle zone in cui si chiede maggiore presidio e più sicurezza, quella tra via Piave appunto e la stazione di Mestre. Quindi si sono fermati perché hanno visto che cosa stava succedendo e sono riusciti a bloccare questo scippo, ma soprattutto questa ragazza di 18 anni. Una volta identificata si sono proprio resi conto che si trovava, come hai anticipato poco fa, che si trattava proprio della sorella di origine padovana, ovviamente anche lei, della stessa ragazza che lo scorso dicembre, nei giorni di Natale, era riuscita a rubare un'imbarcazione a Venezia contenente pacchi natalizi che andavano consegnati, insomma meglio conosciuta soprattutto dai veneziani come Topo, che era ancorata sulla riva del Tribunale di Rialto, riuscendo a trovare la chiave e metterla in moto. Non bastasse questo, poi si era scontrata, dopo aver guidato fuori controllo, contro la baraustra sulla scalinata, distruggendo, lo ricordiamo tutti, quelle immagini terribili, le colonne in marmo, prima di fermarsi ovviamente e provare addirittura a fuggire, dopodiché era stata fermata dalla polizia locale e nei mesi successivi, lo ricordiamo, condannata anche a pagare il risarcimento dei danni. Si tratta dunque della sorella più giovane, invece quella di ieri, che ha tentato di scippare queste due donne, che è stata arrestata ed è stata processata per direttissima, per lei 1 anno e 2 mesi con pena sospesa. Dunque avete sentito una vicenda che ha dell'incredibile. Fortunatamente in questo caso si è conclusa decisamente meglio rispetto a quanto accaduto invece a Venezia lo scorso dicembre. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio da via Piave a Mestre. Vediamo adesso, torniamo alle aggressioni al centro studi di Bassano del Grappa, denunciata una 14enne per percosse e diffamazione aggravata, e oggi nei guai finiscono 5 giovani protagonisti di una rissa nell'area degli autobus. Tra loro c'è anche un ragazzino delle scuole medie. C'è anche un ragazzino di appena 13 anni che frequenta le scuole medie tra i 5 giovani protagonisti della violenta aggressione al centro studi di Bassano. Per 4 di loro, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residente tra Bassanese e Vicentino, è scattata una denuncia alla Procura dei minori di Venezia per rissa, mentre il più piccolo, in quanto non imputabile, è stato segnalato alla medesima procura. La notizia arriva all'indomani della denuncia della 14enne per percosse e diffamazione aggravata per aver preso a calci e pugni una 16enne
in via Tommaso d'Aquino. In quest'ultimo caso i fatti, di cui ci siamo ampiamente occupati nei nostri TG, risalgono allo scorso 2 marzo, quando venne allertato il 112 perché nell'area riservata ai bus era in corso una lite tra giovani, trasformatasi in violenta rissa interrotta solo dall'arrivo di una corriera. In quell'occasione, quando i carabinieri arrivarono sul posto, dei giovani non c'era più traccia. Grazie alle immagini della videosorveglianza e i video che erano stati girati da alcuni coetanei durante la zuffa, poi diventati virali sui social che riprendevano l'intera vicenda, i militari hanno identificato i protagonisti della rissa scaturita per futili motivi. Intanto le scuole del centro studi non abbassano la guardia. È sempre stata comune la linea dei dirigenti scolastici nel segnalare episodi di criticità, c'è sempre stata una costante collaborazione con le forze dell'ordine che ringraziamo insomma per quanto si stanno prodigando assieme alla polizia locale e al comune, in questo caso all'ente locale. Ovviamente però un fenomeno così grave negli esiti e che giustamente mette in allarme noi operatori e soprattutto le famiglie, va valutato con una maggiore attenzione. Noi come scuola abbiamo principalmente il compito di educando a pensare, stimolando la correttezza delle relazioni, proponendo progettualità che riaffermino i valori della Costituzione e innanzitutto la scuola comunque deve promuovere in primo luogo la scuola a convivenza civile, perché è il fondamento di ogni comunità umana e di ogni società democratica. Sono sempre più giovani i protagonisti di queste storie. Ieri a Monselice ci sono stati momenti di paura quando 3 ragazzini hanno lanciato oggetti dal terrazzo di casa. Sono 3 fratelli che si erano già resi protagonisti di un'azione simile lo scorso novembre. Quasi una sassaiola di San Pietrini di Trachite che dal terrazzo di casa ha raggiunto auto in sosta e danneggiato una porta e la vetrina di un negozio. Sono tornati a seminare paura i fratellini che a Monselice già a novembre scorso avevano dato vita a dei lanci di oggetti dal balcone del loro appartamento. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri verso le 14, quando i residenti della zona, esasperati, hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i sanitari del SUEM 118, una famiglia che è seguita dalle autorità comunali molto preoccupate per una situazione che ieri pomeriggio si è aggravata. La relazione di quanto accaduto sarà inviata al Tribunale dei minori di Venezia in attesa dell'adozione di eventuali provvedimenti a tutela della famiglia ma anche dell'incolumità dei residenti. Hanno imbrattato un parcheggio a Vittorio Veneto offendendo le forze dell'ordine. Sono stati ammessi al rito abbreviato 2 giovani stranieri che devono rispondere di questi comportamenti. Armati di bombolette spray si sono recati in un parcheggio pubblico in piazza Medaglie d'Oro nel cuore di Vittorio Veneto. Qui hanno pensato bene di vandalizzare l'area e imbrattare la pavimentazione. I 2 sono stati identificati. Si tratta di un 25enne di origine marocchina, residente a Vittorio Veneto. Il ragazzo era uscito dal carcere da poco più di un mese dopo una condanna per rapine ed estorsioni. Ora è di nuovo nei guai. Assieme a lui un complice, 26 anni, nato a Treviso, anch'esso conosciuto alle forze dell'ordine. I 2 hanno fatto disegni offensivi inequivocabili e realizzato scritte di disprezzo verso le forze dell'ordine e pubblico vilipendio alle forze armate. Entrambi sono stati ammessi all'abbreviato, torneranno in aula il 14 settembre. I fatti sono venuti a Vittorio Veneto il 4 aprile 2022. A segnalare l'accaduto erano stati alcuni automobilisti che avevano allertato i carabinieri. Immediate le indagini. Sul posto non erano presenti molte telecamere di videosorveglianza. Così, raccolte le bombolette spray vuote gettate nel parcheggio, i militari dell'Arma hanno passato a setaccio tutti i negozi che le vendevano. Il cerchio si è subito stretto attorno ai 2 ragazzi e ripresi dalle telecamere dell'esercizio commerciale, entrati a mano vuote ed usciti con la borsetta e bombolette, le stesse utilizzate per il raid vandalico. Servizio di Daniela Sizia. Adesso vi dicevamo di questa brutale, violenta rapina a Pieve di Soligo nella casa di un dentista. Andiamo in diretta da Francesca Bozza ed Edoardo Paris per la parte tecnica. A te Francesca.
Buongiorno direttore, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Alle mie spalle si è consumata questa violentissima rapina, un incubo vissuto da un'intera famiglia, madre, padre, 3 figli tenuti in balia, in ostaggio, possiamo dirlo così, di 3 malviventi che sono entrati in azione intorno alle 21 di ieri sera. Probabilmente sono entrati dai campi sulla retro dell'abitazione, forzando una finestra al primo piano, e qui hanno sorpreso la famiglia. È stata tenuta sotto la minaccia delle armi, di pistole e coltelli. Chiedevano i malviventi di consegnare loro, di aprire la cassaforte. Poi ad un certo punto la situazione degenera e nasce una colluttazione tra il capofamiglia, un noto professionista della zona, 59enne dentista di Pieve di Soligo, ed è lui ad avere la peggio, riporta serie ferite. I vicini raccontano delle ambulanze, la chiamata al SUEM risale alle 21:23, diverse ambulanze che hanno raggiunto qui il quartiere di Pieve di Soligo per soccorrere l'uomo, che si trova tuttora ricoverato in ospedale. In questi minuti viene sottoposto a degli accertamenti. Certo è che è stato un incubo quello vissuto da questa famiglia, minacciata dalle armi, tenuta in ostaggio di questi 3 malviventi. Episodi simili li ricordiamo esattamente un anno fa, era il marzo 2025, poco distante da qui a Refrontolo. Madre e figlio minacciati da pistole che poi si saranno rivelate giocattolo da una banda composta anche da 2 minorenni, che vengono poi intercettati dai carabinieri, ed è proprio ai carabinieri che sono affidate le indagini anche per questo episodio. Il cerchio potrebbe stringersi nelle prossime ore intorno ai responsabili, che potrebbero avere davvero le ore contate su questa violenta rapina che ha sicuramente sconvolto la comunità di Pieve di Soligo, dove la famiglia Bubola è molto conosciuta. Il capofamiglia infatti è un famoso dentista del quartiere, molto apprezzato, e quindi potete pensare quello che il clima che si respira qui. Qualche vicino sottovoce ci dice: sono arrivati fino a qui, eppure era un quartiere tranquillo. Al momento questo quanto accaduto, la ricostruzione dei fatti. Se dovessimo avere ulteriori aggiornamenti, direttore, ti chiederò la linea. Intanto da Pieve di Soligo con Edoardo Paris è tutto. Se puoi facci avere testimonianze e altri particolari, perché è il colmo. Noi abbiamo parlamentari, abbiamo un ministro degli interni che ha fatto un salto qui per aumentare la videosorveglianza. È da mesi che il Veneto è sotto assalto di banditi che non hanno scrupoli, che picchiano le famiglie all'interno delle loro abitazioni. Se ci siete, battete un colpo, parlamentari. Al question time, invece di parlare di cose insulse, parlate della violenza che viene compiuta qui in questo territorio ormai da troppo tempo. Tanto per cambiare, vediamo anche a Vicenza, cacciavite puntato alla gola, coppia di anziani rapinate in casa. 2 banditi hanno sorpreso le vittime di 86 anni nel sonno, il marito ha reagito, ma i malviventi si sono subito vendicati. L'allarme dopo un'ora di panico. La stessa sera altri 2 colpi, e anche il presidente Stefani si è mosso per sollecitare interventi da parte del Viminale. Non è possibile andare avanti così, non è possibile. Passiamo ad altro adesso. È stato un tonfo a svegliare poco prima delle 7 del mattino il sestiere di Cannareggio a Venezia. Un uomo uscito nel pianerottolo del 3° piano di una palazzina è caduto morendo sul colpo. La tragedia poco prima che la zona si animasse di passanti e bambini accompagnati dai genitori per giungere alla vicina scuola. È stata tempestiva la chiamata dei familiari soccorsi, ma l'uomo privo di vita è rimasto a terra coperto da un lenzuolo per eseguire tutti i rilievi del caso durati diverse ore, e per questo motivo la salma, seppur coperta, è stata vista dai bambini. Sul posto anche i carabinieri. Dopo gli accertamenti la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un malore ha stroncato un pensionato di 86 anni trovato privo di vita nel giardino della sua abitazione di via Sant'Antonio a Castelcucco. Il pensionato è stato trovato a terra vicino al motocoltivatore che stava utilizzando. A trovare l'anziano è stato il figlio, che ha immediatamente lanciato l'allarme al 118. Un altro malore ieri pomeriggio a Distrana, in via Morgana, un ciclista di 65 anni di Salzano
Si è sentito male, immediatamente sono stati allertati i soccorsi mentre i compagni di pedalata iniziavano il massaggio cardiaco e questo gli ha probabilmente salvato la vita. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato al SUEM 118, dal SUEM 118 al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni rimangono comunque gravi. Purtroppo ancora un malore, questa volta però l'uomo colpito da malore è stato salvato da 2 passanti. Dopo un mese l'incontro tra la persona salvata e i suoi angeli custodi, che ovviamente ha voluto ringraziare. Una stretta di mano carica di riconoscenza, quella che Francesco Bissona ha dato ai 2 agenti della Polizia Provinciale che lo scorso 11 febbraio gli hanno salvato la vita dopo essere stato colto da malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Bissona era caduto a terra poco lontano dalla piazza del municipio di Grantorto. I 2 agenti della Polizia Provinciale, Gabriele Musolino e Davide Pinaffo, sono intervenuti con prontezza utilizzando anche il defibrillatore. Una volta ripresosi, Francesco Bissona ha espresso il desiderio di incontrare i suoi 2 salvatori. E così il sindaco di Grantorto, Fiorenzo Cappellari, ha organizzato l'incontro dopo aver mandato una lettera di ringraziamento al comandante della Polizia Provinciale e al vicepresidente della provincia, Daniele Canella. Dopo la lettera, i 2 agenti hanno ricevuto un encomio da parte del presidente della provincia di Padova, Sergio Giordani. Servizio di Valentina Visentin, gli incidenti stradali, anche qui non sembra avere fine l'elenco degli incidenti quotidiani. La Regione dovrà risarcire l'automobilista invalido dopo lo schianto in auto sulla pedemontana con un cervo. Un cervo ha attraversato la pedemontana e è stato investito dall'automobilista. Il cervo ha sfondato il parabrezza ed è entrato praticamente nell'abitacolo. L'automobilista è rimasto ferito. È successo martedì. Vediamo. Il cervo che attraversa la pedemontana all'improvviso nel territorio comunale di Colceresa. L'automobilista Fabrizio Furlan di Pove del Grappa che non riesce a evitarlo e rimane ferito seriamente nell'impatto violentissimo. Ora è ricoverato al San Bortolo. È uno scenario che purtroppo non è raro sulle strade del Vicentino. Un episodio che riporta alla ribalta una domanda precisa. Chi paga in questi casi? Proprio in queste ore fa discutere una sentenza del Tribunale di Vicenza su un incidente avvenuto nel 2017 alla Ste Basse. Un motociclista si era schiantato contro un cervo ed era rimasto gravemente ferito, con un'invalidità del 75%. Dopo anni di causa avviata dagli avvocati Stefano Peron e Nicola Cera, il giudice ha stabilito che a risarcire il danno deve essere la Regione Veneto, con un indennizzo di circa 450.000 euro. Il principio del Tribunale è chiaro: la fauna selvatica è patrimonio pubblico e la sua gestione spetta alle regioni. Se un animale provoca un incidente, la responsabilità potrebbe ricadere anche sull'ente gestore della superstrada, ma è una questione giuridica complessa. Sul punto, ecco che cosa afferma l'avvocato Cristina Zanini. In un caso particolare come questo di incidente stradale causato da animali selvatici come cervi o cinghiali, occorre fare una valutazione preliminare molto importante, in quanto il diritto non è un algoritmo matematico e quindi ogni caso è a sé. Quello che posso dire però è che la fauna selvatica è gestita dalle regioni e quindi spesso il primo soggetto chiamato a rispondere è proprio la regione. Tuttavia, se l'incidente avviene in autostrada, entra in gioco anche il concessionario della strada, che ha l'obbligo di mantenere recinzioni e sistemi di protezione idonei ad impedire per l'appunto l'ingresso degli animali. Per questo è fondamentale una verifica preliminare di quelle che sono le condizioni della strada, raccogliere il più possibile elementi idonei a verificare quella che è l'effettiva fonte della responsabilità. Vediamo dalla prima pagina dell'Arena di Verona un altro incidente: perde il controllo dell'auto e si schianta contro una casa sfondandola. Vedete questa immagine eloquente, proprio un buco dentro nel muro di questa abitazione. È successo a Sanguinetto e aveva causato un tamponamento a catena in A4 che è costato la vita a un 55enne. Un autotrasportatore padovano è stato condannato dal Tribunale di Padova.
È stato condannato a 3 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione con il rito abbreviato l'autotrasportatore padovano che il 20 luglio 2024 causò un tremendo incidente in autostrada. Erano le 11:42 di un sabato di esodo quando il suo mezzo pesante finì contro una colonna di automobili che con le 4 frecce avevano indicato il rallentamento presente nel tratto di A4 all'altezza dello svincolo con la A13 in direzione di Milano. L'impatto violentissimo contro le auto in coda causò un morto, Stefano Campagna, 55 anni, originario di Carpineto Romano, che viaggiava con la famiglia, la moglie e i 2 figli. 17 le persone ferite, 4 delle quali per settimane furono ricoverate in prognosi riservata. Per il trasportatore, 48 anni, il giudice ha anche deciso la sospensione della patente per 2 anni, rinviata al Tribunale Civile la quantificazione dei risarcimenti. Questo servizio di Chiara Gaiani. Vediamo un altro titolo dell'Arena di Verona. A parte l'appello al prefetto, autovelox spenti come a Napoli. L'associazione Alt Velox scrive a Demetrio Martino e alle altre prefetture del Veneto perché anche qui si adotti la linea avviata nel capoluogo campano. Adesso andiamo a Padova in diretta da Chiara Gaiani con Andrea Benetti per fare il punto sul sistema smart. Parliamo di tram e parliamo dei molti cantieri aperti in città. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in piazza Garibaldi. Ringraziamo per essere con noi l'assessore alla mobilità del comune di Padova, Andrea Ragona, che è diventato un po' l'uomo del tram in questo ultimo quasi 2 anni ormai. I lavori ormai ci sono, ci siamo, qui siamo nel centro storico della città che per chi conosceva quest'area di Padova è visibilmente rivoluzionato dai lavori che stanno realizzando la piattaforma su quello che poi diventa Corso Milano. A che punto siamo? Ce la facciamo, assessore, a rispettare i tempi previsti? Intanto il centro storico è davvero interessato in modo molto importante in questo momento dai lavori. Sì, dato buongiorno a tutti. Sì, siamo contenti perché i lavori fatti in questa tratta alle mie spalle, diciamo, che vanno verso Corso Milano, verso fuori, sono di fatto in una fase piuttosto avanzata, sono state gettate le piattaforme in calcestruzzo e adesso si proseguirà con le rifiniture, quindi con le asfaltature. Nel frattempo abbiamo già aperto il nuovo cantiere che proseguirà da piazza Garibaldi verso l'inizio di Corso Garibaldi per arrivare all'incrocio con il SIR 1 e siamo contenti perché stiamo rispettando le tempistiche nonostante delle difficoltà di lavorare in centro storico, però devo dire che chi sta lavorando bene. Ecco, questo è il SIR 2, per chi non conoscesse il disegno del tram di Padova, è quello che da praticamente Mestrino, quindi da Rubano, porterà verso Vigonza, il cantiere decisamente più importante. Ci saranno delle chiusure nelle prossime settimane, questo lo diamo soprattutto per chi si muove qui. Sì, ci saranno delle chiusure soprattutto dell'incrocio di Via Dante Corso Milano, sarà aperto l'incrocio successivo per chi arriva da est o altrimenti si potrà sempre comunque fare la circonvallazione, che anzi invitiamo il traffico di attraversamento a non attraversare il centro storico, considerando anche che si tratta di strade storiche, strade con il porfido e quindi non adatte a un traffico di attraversamento. Si tratta comunque di chiusure non di grande impatto in quanto non sono vie di grande viabilità, insomma, come potrebbero essere le radiali principali che portano in città. Lo scoppio del conflitto nel Golfo, i rincari vi stanno preoccupando? Ma noi siamo sempre preoccupati perché un'opera così grande deve sempre avere il massimo dell'attenzione da parte di tutti. Diciamo che siamo in una buona fase, sono stati dedicati dei fondi in passato per l'aumento dei prezzi per le opere dello Stato come questa, siamo appunto già avanti con molti ordini, quindi siamo in parte preoccupati. Vediamo quello che succederà. Ecco, ha fatto bene l'ANCI, l'associazione dei costruttori, a comunque lanciare l'appello.
per far sì che lo Stato possa comportarsi come si è comportato con la guerra in Ucraina, andando a intervenire tutelando gli aumenti costi, perché intaccano le amministrazioni pubbliche sia grandi che piccole, anzi magari quelle piccole rischiano di andare in difficoltà economica più grande anche di grandi amministrazioni che magari hanno in qualche modo la possibilità. Quindi l'ANCI ha fatto bene, lo Stato deve stare attento e dare garanzie a chi sta facendo i lavori pubblici. Ecco un flash, allora quest'opera dovrebbe essere entrare in funzione nel 2027. Il SIR 3, l'altra opera su cui si sta lavorando, potrebbe essere in funzione per il 13 giugno, per il giorno del Santo, Assessore? In funzione con i passeggeri no, perché abbiamo bisogno di fare un periodo di pre-esercizio anche confrontandoci con il Ministero. Sicuramente per quel periodo ci piacerebbe provare a fare qualche corsa dimostrativa, questo sì. Ecco. Allora abbiamo un appuntamento per vedere il nuovo tram in funzione. Ringraziamo Andrea Ragona, ringrazio per la collaborazione tecnica Andrea Benetti, direttore, a te la linea. Grazie a Chiara Gaiani e Andrea Benetti. Vediamo le preoccupazioni dei padovani proprio su quanto diceva Chiara Gaiani, cioè sull'aumento dei prezzi con ricadute sulle materie prime, eccetera. Vediamo. È un tema su cui stare molto attenti. Cumando tutto l'investimento del tram, circa €500 miliardi, anche un aumento percentuale di pochi punti può diventare pesante. L'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, teme che come minimo i cantieri rallentino e ovviamente il pensiero va al tram di Padova. Noi siamo stati coperti fino adesso da degli strumenti appositi relativi all'aumento dei prezzi. Chiediamo ovviamente della garanzia al governo sul futuro. Infatti ANCE propone che sulle materie prime venga sterilizzata la crescita delle tasse derivante dall'aumento dei prezzi per tutti i materiali dei cantieri. A Padova però si può stare relativamente tranquilli. Gran parte delle opere le abbiamo realizzate, gran parte dei materiali sono stati già realizzati, stiamo andando verso una fase in cui diminuiscono le opere civili e quindi la grossa molla di lavoro è soprattutto su impianti, su sistemi, quindi che costano tanto ma più per la competenza e la complessità dell'intervento che per la quantità dei materiali. Servono comunque garanzie da parte dello Stato. I comuni non possono sborsare improvvisamente milioni di euro. In passato esistevano già degli strumenti, ad esempio il FOI, il Fondo Opere Indifferibili, che ha coperto l'aumento costi avvenuti in passato. Ci auspichiamo che venga rifinanziato questo fondo. Intanto la piattaforma per la linea di Volta Barozzo è finita ed è in fase avanzata anche il lotto est fino a Vigonza. C'è invece da lavorare a ovest verso Rubano, dove si vuole accelerare. E concludere l'opera, come abbiamo detto, nel corso del 26. Quest'estate dobbiamo avere concluso pressoché i cantieri più impattanti del tram. Non erano i padovani, ma ancora l'assessore Ragona. Vediamo adesso, andiamo a vedere la situazione del Mose dopo gli attacchi informatici, la fuga di dati e l'hackeraggio. È stato firmato il protocollo d'intesa tra polizia e consorzio per la cybersicurezza delle barriere mobili in Laguna. Vediamo. Dobbiamo fare il possibile sotto ogni profilo per supportare, tutelare, difendere questa infrastruttura. Cyberattacchi e hackeraggi, rischio di fuga di dati o paralisi dell'infrastruttura. Sarà implementata la sicurezza del Mose grazie al protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e il Consorzio Venezia Nuova Mose per la prevenzione e il contrasto di crimini informatici sui sistemi critici dipendenti dallo stesso consorzio. Il protocollo ci consente di fare un intervento molto incisivo dal punto di vista della prevenzione, che è fondamentale. Garantiamo l'intervento nel caso di necessità, forniamo tutti gli elementi necessari per prevenire gli attacchi informatici, ma dall'altra parte è importante anche che la protocollata ci fornisca
tutti gli elementi, anche quando c'è un tentativo di attacco. Quello sulla cybersicurezza del Mose è il 36esimo protocollo firmato in Veneto. Consentirà alla Polizia Postale, ovvero al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Regione, di monitorare costantemente i movimenti e le criticità riscontrate, così da aumentare i dati raccolti ed estrapolarne tutti gli elementi che serviranno a evitare nuovi attacchi o tentativi di attacco informatico ai sistemi. È uno degli ultimi tasselli per, preparare l'opera da consegnare allo Stato, visto che l'opera è conclusa e sta funzionando, e nell'arco di quest'anno faremo la consegna all'autorità per la laguna. La criticità della situazione a Venezia in relazione all'acqua alta ed è per questo che il Mose viene considerato tra le infrastrutture critiche. Critiche per la crisi, le criticità che possono determinarsi in caso di un attacco. Vediamo la polemica sulla presenza della Russia alla Biennale di Venezia. A titolo del Corriere del Veneto, Zaia dice: il veto alla Russia è sbagliato, inaccettabile che l'Europa minacci sanzioni. E poi anche Cacciari di questo avviso: la Russia alla Biennale di Venezia, giusto, serve ogni sforzo per fare finire la guerra, ed è scontro in particolare tra il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il ministro della Cultura Giuli. Sentiamo Lorenzo Maier. Il principio è chiaro: l'indipendenza della Fondazione Biennale di Venezia e l'autonomia delle scelte culturali e del mondo dell'arte. La conferma della Biennale di Venezia di invitare anche il padiglione della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma in Laguna tra maggio e novembre, rischia però di creare una crepa profonda tra il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli. I due sono legati da un rapporto consolidato di profonda stima e amicizia, difficili da scalfire dalle polemiche del momento. Tuttavia sull'argomento la diversità di vedute tra i due è netta e non può non far rumore. Ora che anche 22 paesi dell'Unione Europea hanno contestato duramente la decisione di invitare la Russia alla rassegna, si apre uno scontro. Alla conferenza stampa di presentazione a Roma del Padiglione d'Italia, Buttafuoco si è appellato alla storia ultracentenaria della Biennale, mai una censura, ringraziando il ministro per il rispetto dell'autonomia. Ma questo non è bastato a placare la tempesta in arrivo. Questa diversità di posizione, che è voluta dalla procedura, dalle leggi, perfino quelle internazionali, conclama, e lo ringrazio, l'autonomia di una istituzione che da 130 anni, in una città speciale e particolare qual è Venezia, costruisce il sentiero dove chiusura e censura sono ancora una volta fuori dall'ingresso della Fondazione Biennale di Venezia. Il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli, che sarà a Venezia la prossima settimana, è intervenuto con un videomessaggio e non li ha mandati a dire, ribadendo la contrarietà del governo a questa scelta autonoma della Fondazione. Per quanto mi riguarda, come Ministro della Cultura, ritengo che l'arte di una autocrazia sia libera soltanto nella misura in cui sia un'arte dissidente rispetto a quella autocrazia. Quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico, non ha la libertà consentita alla pura espressione artistica, quell'espressione artistica che il popolo ucraino vede ogni giorno calpestata dalle bombe della Russia, che da oltre 4 anni ne ha invaso i confini, le case, le famiglie, la libertà. Così il Ministro della Cultura Giuli, oggi in regia Mattia Pizzaia con Marco Mattiuzzo e poi l'onnipresente Andrea Basso, che poi controlla tutto, il Deus ex machina. Vediamo altre reazioni, in questo caso dei rettori delle università alla proposta di esclusione della Russia, da parte anche di 22 paesi che hanno scritto al governo.
Un conto è la politica, un conto sono l'arte e la cultura. E ancora, un paese libero non deve avere paura o farsi problemi ad ospitare un'installazione artistica di un paese che non lo è. Sono le opinioni che in queste ore si stanno facendo largo a Venezia di fronte alle polemiche sulla partecipazione della Federazione Russa alla prossima Biennale di Arte Contemporanea. Sia a livello nazionale e internazionale, la grande maggioranza delle nazioni europee e lo stesso governo italiano, per bocca del ministro alla cultura Giuli, ne stigmatizzano la presenza. A livello locale, esponenti del mondo culturale veneziano, come i rettori delle 2 università cittadine, sono di diverso avviso. Secondo me non dobbiamo mai chiudere il mondo e chiuderci al mondo. C'è chi sostiene che la cultura è libertà, chi dice ma da un paese che non è libero non può arrivare una cultura libera. Ma proprio perché da noi è libera, noi dobbiamo dare l'esempio agli altri paesi e agli altri giovani. La nostra posizione come università noi accogliamo, tentiamo il dialogo, lavoriamo per il dialogo, noi, visto il mestiere che facciamo, costruiamo ponti. La Russia non partecipa ufficialmente alla Biennale di Venezia dal 2019. Il padiglione è chiuso al pubblico dal 2022, anno dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, anche se la rinuncia era arrivata dagli stessi artisti. All'epoca la posizione della fondazione verso la Russia era il rifiuto di ogni forma di collaborazione con chi avesse attuato o sostenesse un atto di aggressione di inaudita gravità. E all'arsenale l'aiuto concreto all'allestimento dell'installazione di un'opera di artisti ucraini di condanna alla guerra. Noi siamo grati, noi siamo commossi con tutto il supporto degli italiani. Io ho tagliato tutte le mie legami professionali e legami privati con la Russia dopo 2014. Febbraio 2014 io ho tagliato tutto. Neanche io compro questa pasta per i denti che è prodotta in Russia, sapete? È finito perché c'è una guerra. Oggi la posizione della Biennale è che sono i paesi a chiedere autonomamente di partecipare con semplici comunicazioni qualora siano proprietari di un padiglione ai giardini, e la Russia ne ha uno dal 1914. La Biennale prende atto della comunicazione e non impedisce a nessun paese di partecipare. Noi non siamo contro il popolo russo, noi siamo contro un'aggressione di uno Stato che secondo me è non democratico, ma non possiamo rispondere con la stessa logica. Lo dico ai vari ministri che hanno firmato una lettera. Non è una questione politica questa, è una questione culturale. Noi dobbiamo tenere aperta la porta alla discussione, perché la Biennale è proprio questa la democrazia, proprio la differenza tra uno Stato totalitario e uno Stato democratico, è proprio questa. Ed è terremoto alla Fenice per le dimissioni di uno dei consiglieri, il maestro Alessandro Tortato, in polemica con la conferma della nomina della direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi. Sentiamo. Ancora in barba allo statuto si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Venezia direttore musicale del teatro. A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che di conseguenza non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri, quindi me ne vado. Arrivano da un lungo post pubblicato sui social le parole di Alessandro Tortato, musicista e membro del Consiglio di indirizzo del Teatro La Fenice, dalle dimissioni in seguito alla volontà di far pronunciare lo stesso Consiglio sulla nomina di Beatrice Venezzi, pronuncia che era stato detto in precedenza dal sovrintendente Colabianchi, racconta l'ormai ex consigliere, fosse avvenuta all'unanimità. Falso, ribadisce Tortato, un clima sempre più teso, una contrapposizione tra sindacati e vertici, musicisti definite pippe dalla stessa Beatrice Venezzi, appellativi che non possono esistere, da cui Tortato si dissocia. Inopportuno, dice, abbracciare una persona che ha fatto queste dichiarazioni. Da un lato dunque la politica, le volontà dei vertici, dall'altro le maestranze che altro non vogliono, dicono che continuare a essere dirette da un maestro o una maestra che con loro abbia fatto un percorso, che tutti gli strumenti si accordino al meglio per suonare sì, tutti insieme, cosa che in questi mesi non è mai avvenuta. E così Alessandro Tortato, date le motivazioni, lascia il Consiglio della Fenice in uno dei momenti, definisce lui stesso, più difficili che il teatro ha vissuto nella sua lunga e gloriosa storia. Ma è così è la vita. Viva la Fenice, viva Venezia. Servizio di Heidi Kaliman, ne abbiamo parlato ieri sera di queste polemiche. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, che è Davide Lovat del partito Resistere in Consiglio regionale.
alla Russia, alla Biennale di Venezia. Il ministro Giuli si è scontrato con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, che invece dice nel nostro statuto c'è l'apertura a ogni tipo di cultura, a prescindere da guerre, da situazioni politiche, eccetera. E allora scontro anche per la nomina da parte del Consiglio di indirizzo della Fenice di Beatrice Venezia. È sempre stata così in sospeso, a un certo punto la decisione è arrivata nonostante le barricate alzate dagli orchestrali e da buona parte degli abbonati. Facciamo il punto della situazione, perché oggi ci sono state le dimissioni di un membro del Consiglio, il maestro Alessandro Tortato. Vediamo. Le prime forme di boicottaggio, le ricordo benché fossi piccolino, poi le Olimpiadi 80, Mosca, sappiamo tutti cosa ci fu, e poi il controboicottaggio dell'84 a Los Angeles. Quindi è fin da quando ero ragazzino che sostengo che lo sport dovrebbe non essere uno strumento di soft power in mano a determinate nazioni per dare il battesimo e la patente di buono o di cattivo ai suoi nemici politici. Lo spirito olimpico, ma in generale lo spirito sportivo, dovrebbe essere immune dall'invasione della politica, e lo stesso dicasi per la cultura, fin tanto che la cultura resta tale, cioè non quando diventa ideologia. Però se noi pensiamo alla grandezza della cultura russa e ci togliamo dalla cronaca degli ultimi anni, io trovo assurdo mettere fuori gioco completamente una parte essenziale della civiltà europea. Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Soloviev, per non parlare di musicisti straordinari, non possono essere lasciati fuori solo perché da un punto di vista politico in questo momento la Russia è un nemico dell'Occidente. Io vorrei tenere sempre separate queste due sfere. Capisco che ci sia chi ha posizioni diverse, però questo è. Se poi la politica entra a piè pari anche nelle singole istituzioni, è finita, perché non parlo del caso Venezia specificatamente, parlo in generale. Se per essere direttore di un teatro si deve passare per il vaglio del voto o della tessera partitica da esaminare da parte degli singoli artisti, capite benissimo che finisce completamente l'approccio artistico. Qui non si guarda più se una persona è capace e se si riesce a sviluppare un prodotto armonico, nel caso della musica o del balletto o del cinema, qualcosa di culturalmente elevato, ma si guarda solo se è politicamente corretto. Questo per me non è cultura. Grazie, questo era Davide Lovat in Consiglio regionale col movimento di Riccardo Szumski Resistere. Adesso torniamo alla cronaca nera. Vi abbiamo parlato della violenta rapina a Pieve di Soligo ai danni di una famiglia che è stata pestata da un comando di malviventi. Ieri sera il dentista, il capofamiglia, è finito in ospedale. E intanto continuano i furti. Vediamo cosa è successo a Quinto Vicentino. Stasera ci sarà una riunione con i comitati dei cittadini. Per noi ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina. A te Luisa. Quinto Vicentino, raffica di furti in abitazione, soprattutto nell'ultimo mese in cui se ne sono verificati una decina. Siamo in compagnia con il sindaco Stefano Ferrarini. Tra l'altro uno degli ultimi furti stamattina proprio. Cosa è successo? Qualche minuto fa qui a Villaggio Montegrappa, che è una frazione di Quinto che è stata presa di mira già da parecchio tempo, direi da prima di Natale ad oggi. Abbiamo circa 10 furti che sono avvenuti in abitazioni, e questo qua è l'ultimo che si inserisce appunto in questa serie di interminabili di situazioni molto difficili da comprendere, perché quando un quartiere è preso di mira in questo modo ti domandi come in pieno giorno può succedere un fatto del genere. Ecco, risale a pochi minuti fa il fatto che sono entrati dentro in una famiglia dove le due persone erano via, e questi signori in tre sono entrati dentro incappucciati.
hanno aperto la porta, hanno fatto quello che adesso accerteranno i carabinieri e anche magari le proprietarie rientrando proprio qualche minuto fa, e dopodiché ecco, si farà un po' la conta dei danni e capire quello che è successo. Sono stati intercettati così in maniera fortuita dal giardiniere, il quale stava suonando per entrare e ha visto uscire questi 3 signori. E ecco, è un ennesimo caso veramente che lascia sconcerti, perché in pieno giorno in una via dove la gente è allertata da parecchio tempo, hanno costituito una chat, hanno fatto una petizione, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, ci siamo mobilitati tutti per cercare di evitare e prevenire questi fatti. Purtroppo accadono ancora ed è inspiegabile il fatto perché quest'area qui così sia veramente presa di mira da questi signori che non saprei come definire. E tra l'altro voi stasera farete anche un'ulteriore riunione, si pensa anche di avviare quello che è l'ufficialità del controllo di vicinato con la prefettura. Esattamente, sì, questa sera faremo un'assemblea pubblica a Quinto Vicentino alle 20:30, dove parleremo di controllo di vicinato, ma parleremo anche di sicurezza. Tutto quello che possiamo mettere in campo l'abbiamo messo in campo con la videosorveglianza, con anche i nostri dei carabinieri della NC che stanno vigilando, che stanno insomma percorrendo in certi orari le vie di Quinto e delle frazioni, in modo da insomma nel periodo più critico, che può essere quello dalle 5:30 dall'imbrunire fino a rientro a casa delle 7:30, vedere appunto quello che succede in queste vie. Però ecco, siamo un po' veramente presi alla sprovvista quando capitano dei fatti che avvengono in pieno giorno, in piena mattinata, e quindi sì, è come dire inspiegabile un atteggiamento del genere che ci mette veramente in forte disagio, in forte crisi. Ecco, l'avete sentito, c'è allarme furti qui in zona Quinto Vicentino, la preoccupazione dei cittadini. Stasera una riunione pubblica, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. In genere in questi casi si tratta di bande organizzate, di predoni che arrivano il più delle volte dall'est, ma intanto cresce l'incidenza tra il 2014 e il 2024, in base ad uno studio, dei minori segnalati per reati gravi come rapina, furti, lesioni personali, minaccia ed estorsione. Il dato emerge dal rapporto nazionale di Save the Children. Nella nostra regione l'incidenza di 14 17enni denunciati o arrestati ogni 1000 abitanti nella stessa fascia d'età per lesioni personali, rapina, minaccia è tra le più alte in Italia. Un record assolutamente negativo e sconfortante. Vediamo a Padova lo sgombero di un edificio che era stato occupato abusivamente da 12 romeni. Vivevano dentro l'edificio dove avevano allestito giacigli di fortuna. Sgomberato dalla polizia questo stabile di via Tassinari in corso Australia a Padova, il blitz nel cuore della notte di martedì, quando gli agenti delle volanti sono entrati all'interno dell'edificio da una porta il cui vetro era stato infranto, trovandovi 12 persone, tutti cittadini romeni. L'operazione è nata dalla segnalazione di un continuo andirivieni di persone in orari serali e notturni in quest'area tuttora in disuso. Nelle stanze, un tempo adibite ad uffici, erano stati creati giacigli di fortuna. Una volta entrati all'interno sono stati trovati una moltitudine di avanzi di cibo ed effetti personali in camere in condizioni igieniche proibitive. Le 12 persone presenti all'interno sono tutti romeni in possesso di documento di identità valido. Si tratta di 9 uomini e 3 donne di età compresa tra i 30 e i 58 anni, con precedenti penali e di polizia per furti, ricettazione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e invasione di terreni ed edifici. Dopo gli accertamenti, il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto per 7 degli occupanti abusivi, tra i quali una donna, altrettanti avvisi orali. L'area è stata affidata all'ente proprietario per il ripristino. Torniamo sul delitto, sull'omicidio di Mario Ruoso, il patron di Tele Pordenone, che nel 2025 aveva cambiato la proprietà e cariche
a insaputa del cavaliere, cioè della vittima, con Loriano Bedin, che era al centro di questi documenti. Insomma, una vicenda intricata, soprattutto di carattere economico, che ha portato Bedin ad uccidere una persona con cui aveva lavorato per tantissimi anni. Il vero movente per l'omicidio del cavaliere Mario Ruoso potrebbe celarsi in questi documenti che ora vi mostriamo. Si tratta di un cambio di amministrazione alla guida di Telepordenone, di cui Ruoso sarebbe stato all'oscuro e che secondo alcune ipotesi avrebbe scoperto proprio recentemente, forse cercando chiarimenti o confronti con il killer Loriano Bedin. Ecco i documenti che la nostra emittente è in grado di mostrarvi, che certificano un passaggio nella gestione della storica emittente di cui nessuno era al corrente. Dalla visura camerale emergono alcuni cambi di nomine che coinvolgono direttamente Loriano Bedin. Il suo nome compare per la prima volta il 29 maggio 2017, quando viene registrato come consigliere. Il dato più significativo riguarda però il 23 dicembre 2024. In quella data la società passa da amministratore unico, carica fino ad allora ricoperta da Mario Ruoso, a consiglio di amministrazione. Nello stesso giorno, poi, Bedin, come testimoniano le immagini, risulta registrato come consigliere, vicepresidente e amministratore unico. Il passaggio formale avviene attraverso pratiche depositate al registro delle imprese, operazioni che richiedono la firma digitale del legale rappresentante. Ed è proprio su questo punto che torna un elemento già raccontato dallo stesso Ruoso, che sosteneva di aver subito il furto della sua chiavetta contenente la firma digitale. Nei mesi successivi, il 5 marzo 2025, poi viene perfezionata la compravendita della società. La curatrice Maura Chiarotta ha confermato telefonicamente alla nostra emittente che a firmare l'atto di compravendita si era presentato solamente Loriano Bedin, in qualità di amministratore unico. Un passaggio di proprietà che sarebbe avvenuto all'oscuro dello stesso Mario Ruoso. Il giorno successivo, poi, il 6 marzo 2025, la nomina viene rettificata. La carica di amministratore unico per Bedin risulta cessata, confermando la sua posizione corretta come consigliere vicepresidente del consiglio di amministrazione. Queste cariche poi termineranno il 17 settembre 2025. Mario non avrebbe fatto un passaggio di consegne in quella maniera lì sicuramente, per come teneva la società e quant'altro, anche perché si è sempre mosso in maniera molto ligia, non guardando i suoi interessi, quindi mi pare strana una movimentazione così. Adesso in questi giorni che ne sarebbe venuto a capo, sicuramente avrebbe denunciato Bedin, però ancora anche arrivati qua dico, ma adesso è concesso che abbia fatto una gabola del genere, non trovo mai il bilanciamento nel gesto che ha fatto. È Mario la parte lesa, anche dalla parte imprenditoriale. Una delle ipotesi è che Mario Ruoso abbia scoperto che alle sue spalle Loriano Bedin era stato nominato amministratore proprio nel periodo in cui si era verificata la compravendita e che fosse pronto a raccontarlo. Vice Federico De Ros, l'autopsia ha confermato che si è trattato di un'aggressione violenta. Ruoso è stato massacrato a colpi di spranga. Il killer di Mario Ruoso, Loriano Bedin, è incredulo di fronte all'esito dell'autopsia eseguita nelle scorse ore dal medico legale Antonello Cirnelli. All'esame autoptico erano presenti anche il medico legale difensore Giovanni Del Ben e altre 10 persone. Secondo l'avvocato Giorgio Mazzuccato, difensore di Bedin, il suo assistito non riesce a spiegarsi come possa aver inflitto 8 colpi con un tubo di ferro lungo 71 cm, causando la morte del cavalier Ruoso. Dall'autopsia risulta che i primi 2 colpi lo avrebbero stordito e fatto cadere, mentre i successivi 6, inferti a terra, hanno provocato un grave traumatismo cranio-facciale multifratturativo, risultando fatali. Intanto proseguono le indagini sulla dinamica del delitto. In un primo momento gli inquirenti ipotizzavano un agguato da parte di Bedin, che avrebbe colpito Ruoso uscendo dalla porta dell'appartamento. Tuttavia alcuni condomini hanno riferito alla nostra emittente di averli sentiti discutere all'interno dell'appartamento quella mattina. L'ipotesi ora al vaglio è che la lite sfociata nel massacro sia avvenuta vicino alla porta, ma sempre all'interno dell'appartamento, circostanze che l'avvocato Mazzuccato intende chiarire. Sono emerse ulteriori circostanze che sono meritevoli di approfondimento. Naturalmente quando avrò la possibilità, come ho fatto richiesta di autorizzazione, di poter accedere ai luoghi sottoposti a sequestro e quindi prendere visione dell'appartamento e delle pertinenze, potrò avere un quadro più completo della vicenda. Per me è importante vedere con i miei occhi e anche con l'ausilio dei miei consulenti
lo stato dei luoghi, questo per me è fondamentale. Ritengo a maggior ragione, alla luce delle risultanze di ieri, che ci siano dei fatti essenziali che sono discutibili e che rimangono discutibili, ed è nostro dovere, nostro interesse fare chiarezza e fare luce sulla dinamica e sulla vicenda. Torniamo in Veneto, la vicenda di Velvet Media, la procura ha chiuso le indagini, i 2 vertici vanno verso processo per bancarotta con un crack da oltre 11 milioni. Non hanno pagato le imposte dal 2014, un muco di quasi 12 milioni di euro. Dovranno rispondere di bancarotta i 2 vertici dell'ex Velvet al centro di un'inchiesta della finanza. Secondo quanto accertato, avrebbero gonfiato i fatturati e ridotto i debiti nei confronti dello Stato. Chiuse le indagini, i 2 amministratori verso il rinvio a giudizio. Fra i reati contestati ci sono la bancarotta fraudolenta e la bancarotta patrimoniale, quest'ultima relativa soprattutto alle dichiarazioni obbligatorie sullo stato dell'impresa. In più, la bancarotta patrimoniale farebbe riferimento alla vendita del marchio, fatta a cavallo tra il 2022 e il 2023, ad una società di comodo il cui responsabile non compare e soprattutto senza incamerarne il valore. La società operativa, ridenominata Media Production, è finita in liquidazione giudiziale. Il quadro che è emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle e della Procura è quello di una voragine finanziaria. Il passivo totale ammesso alla procedura fallimentare ammonta a quasi 12 milioni di euro, con oltre 350.000 euro di spettanze retribuite non pagate ai lavoratori. Queste le cifre: 10,2 milioni di debiti con lo Stato tra imposte e contributi INPS dei lavoratori, quasi 1.600.000 euro tra stipendi non pagati e pretese di vari altri creditori, fra cui fornitori di servizio. La verità che emerge dalle carte è che Velvet non ha pagato le imposte dal 2014 e qualche anno dopo ha smesso di saldare anche i contributi. Agli innumerevoli solleciti delle agenzie delle entrate, diventati poi delle vere e proprie cartelle esattoriali, i vertici aziendali non avrebbero mai risposto. Sembrano lontani i tempi in cui l'azienda di marketing con sede a Castelfranco era salita alla ribalta per il modello organizzativo basato su ampia flessibilità e autonomia nella gestione degli orari, un sistema che aveva attirato attenzione mediatica e interesse anche nel mondo del lavoro. Vediamo da Belluno un'altra storia di violenza. Violenta minaccia la moglie: ti faccio vivere come un cane, e poi la costringe insieme alla figlia a vivere al freddo, e un 39enne è a processo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo subito. Il DDL stupri e la direttiva europea sulla parità salariale, se ne è parlato a Belluno in un convegno. Sentiamo Tiziana Bolognani. La parità di genere, le differenze salariali, le disuguaglianze e la lotta contro la violenza alle donne non sono battaglie da relegare all'8 marzo. Il coordinamento donne e politiche di genere di CGIL, CISL, UIL l'ha affermato al convegno unitario dedicato a 2 temi di forte attualità e di rilevanza sociale: il disegno di legge che dovrebbe riformare il codice penale sulla violenza sessuale, il cosiddetto DDL stupri, e la direttiva europea sulla parità salariale. Sul DDL stupri la politica sindacale è unita nel dire che senza consenso è stupro, quindi l'idea è molto chiara e la legge deve essere assolutamente modificata. Sulla trasparenza salariale l'Italia sta mettendo a terra questa direttiva in maniera un po' discutibile. In particolare viene contestata la norma che esclude dalle regole le aziende che hanno meno di 100 dipendenti, quindi la stragrande maggioranza del comparto produttivo a livello nazionale. Giurisprudenza a scarto ridotto che fa fare un passo indietro. La trasposizione mortifica la direttiva e sostanzialmente la comprime, ne vanifica la finalità. Quindi quello che noi oggi possiamo dire è che a Belluno, in Veneto, come nel resto d'Italia, c'è bisogno invece di interventi dalla parte delle donne, perché ancora oggi le donne sul versante dei diritti sono non uno, tanti passi indietro agli uomini. Oggi ricordiamo che una donna su 5 ancora lascia il posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio. Non fanno un lavoro consapevole, mai scelto per motivi oggettivi di difficoltà.
non è più accettabile nel 2026. Tutti insieme, enti locali, istituzioni, organizzazioni datoriali e sindacali, dobbiamo lavorare insieme. Al convegno gli esperti hanno affrontato i temi da un punto di vista tecnico e giuridico per offrire strumenti di lettura chiari e operativi a chi lavora, così come ai cittadini e alle cittadine, perché l'informazione, la comprensione e la cultura diffusa siano le leve principali per l'emancipazione delle donne e la tutela dei loro diritti. Alle riunioni aziendali era lei a dover preparare il caffè per tutti, o almeno questo era ciò che le imponeva il suo capo, sostenendo che fosse compito suo in quanto donna. È uno degli episodi che emergono nella sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Treviso ha annullato il licenziamento di una manager della Keyline di Conegliano, lasciata a casa nel luglio del 24 mentre era incinta. La giudice Maddalena Saturni, infatti, ha riconosciuto un danno da discriminazione commesso dai titolari dell'azienda e suoi familiari, disponendo a favore della professionista un risarcimento di 50.000 euro. Tu non ti meriti la dirigenza, le diceva il suo superiore, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza. A ciò, scrive la giudice, si aggiunga che anche il licenziamento è qualificabile quale ultimo ed estraneo atto di discriminazione fondata sul sesso della manager. È morta dopo 2 anni di lotta contro una grave malattia, aveva solo 34 anni Jenny Canton e una grande passione per la danza. La mamma vuole andare fino in fondo e capire se i medici che l'hanno avuta in cura hanno fatto tutto il possibile per salvarla. Chiara Gaiani. Si svolgeranno venerdì prossimo alle 15:30 nella chiesa di Camponogara, il paese dove viveva con la mamma, i funerali di Jenny Canton. 34 anni, questa giovane donna solare che amava ballare, amava la danza, si è spenta martedì dopo 2 anni di lotta contro una grave malattia ginecologica. Ragazza immagine nei locali del Veneziano e del Padovano, Jenny Canton lavorava come operaia in una verniciatura di Campodarsego. Ha imparato a ballare prima ancora che a camminare, ci racconta al telefono mamma Adriana, con la voce emozionata dal dolore, ma la gratitudine per quanti in queste ore le sono stati vicini, con visite e telefonate, per ricordare Jenny, una donna a cui volevano bene e per dirle che saranno presenti al funerale venerdì. Sentimenti di stima che non leniscono il dolore immenso di una mamma che non riesce a darsi pace perché ha dei dubbi sulle cure prestate alla figlia, tanto che la donna ha deciso di sottoporre tutta la documentazione sanitaria all'analisi di un esperto per capire se per Jenny Canton è stato fatto tutto il possibile. Era seguita da un medico di Padova, un esperto, ci dice il telefono, i dubbi restano. Nel frattempo la signora Adriana e con lei tutta la famiglia vivono giorni di grande sofferenza in attesa dell'ultimo saluto a Jenny. Dopo la morte di Antonio Vellar, stimato medico di famiglia di Villafranca Padovana, i pazienti rischiavano di restare senza medico di famiglia. Da qui la soluzione messa a punto grazie alla disponibilità delle suore elisabettiane. L'ULSS 6 non ha ancora trovato il sostituto, per questo da giovedì 12 marzo a Villafranca Padovana i pazienti del compianto dottor Antonio Vellar, scomparso improvvisamente il 9 febbraio scorso, saranno seguiti da un team di medici che si alternerà nell'ambulatorio di continuità assistenziale diurna che sarà ospitato presso Casa Don Luigi Maran, centro servizi anziani delle suore elisabettine. Una soluzione tampone in attesa di trovare un sostituto, ha spiegato il sindaco di Villafranca Padovana, Luciano Salvò, che ha mantenuto costante il dialogo con i vertici dell'ULSS, tenendo d'occhio soprattutto le esigenze dei cittadini più fragili. Un ringraziamento per la disponibilità è stato rivolto alle suore elisabettine, che mettendo a disposizione gli spazi hanno permesso che il servizio di continuità assistenziale restasse nella frazione di Taggi di Sotto. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, esclusi prefestivi e festivi, in via Balla 48. Ogni giorno feriale, dalle 9 alle 11, saranno attive consulenze telefoniche e prenotazioni di appuntamenti. Dalle 11.30 alle 13, le visite in ambulatorio ad accesso libero. Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 15, le visite domiciliari. Dalle 15.30 alle 17.30, le visite in ambulatorio su appuntamento.
Il servizio di continuità assistenziale è raggiungibile al numero 342 666 5884. Il servizio di Francesco Rattai, ovviamente seguiamo in tutti i nostri telegiornali, anche la sera a Focus, su Antena 3 a Ring, la situazione drammatica della guerra, anche per quanto riguarda la crisi energetica che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie, con gli iraniani che dicono il prezzo del petrolio al barile arriverà a $200 e si parla addirittura della fine dei carburanti nel caso lo stretto di Hormuz restasse ancora chiuso per qualche settimana. Su questa situazione abbiamo sentito William Beozzo, sentiamo. Pesanti, pesantissime le ripercussioni della guerra in Medio Oriente che stanno interessando anche la nostra regione. William Beozzo, presidente di Confapi Veneto, porta al nostro microfono tutta la sua preoccupazione, al di là di quello che è sotto gli occhi di tutti, con il carburante schizzato alle stelle e l'oro in forte impennata. Tenete conto che il 30% delle imprese venete esportano, quindi sono aziende energivore, quindi metalmeccaniche, chimiche, plastica, tutto questo che ne riguarda, e siamo veramente molto preoccupati. Quindi chiediamo un intervento rapido da parte del governo, di utilizzare dei mezzi già utilizzati per la guerra dell'Ucraina e quindi dare della sicurezza ai mercati, perché questa cosa potrebbe provocare dei rallentamenti importanti. A proposito, anche nel nostro territorio sono tantissime le aziende orafe, abbiamo sentito proprio anche i rappresentanti degli orafi le difficoltà che stanno attraversando in quest'ultimo periodo, che adesso vanno ad acuirsi ancora di più. Decisamente era un settore già in crisi per gli aumenti già subiti dal rialzo dell'oro. Con questi nuovi aumenti sicuramente andranno ancora a frenare ancora di più la loro attività e quindi ulteriori crisi anche nel nostro territorio, che è un territorio dove le imprese orafe sono importanti e hanno mercati internazionali. Quindi è una situazione veramente, di allerta. Non possiamo aspettare di trovarci le sorprese, bisogna intervenire prima, perché uno shock energetico oggi non potremo sopportarlo. E c'è un elemento da non sottovalutare assolutamente, dice. Noi teniamo in conto che lo shock energetico colpisce tutti, perché colpisce l'impresa in primis, perché ha dei costi elevati di consumo di energia, ma nello stesso tempo va a colpire anche le famiglie, perché si troveranno sicuramente le bollette in aumento e quindi ulteriori costi, ulteriore sofferenza, ulteriore rallentamento dei consumi. Abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto per Fratelli d'Italia l'avvocato Fabio Crea. In guerra attaccati da Israele e dagli Stati Uniti. Allora, Alberto Ruggin, Donald Trump ha detto oggi abbiamo colpito sufficientemente duro l'Iran, ma non dobbiamo terminare il lavoro. Aveva parlato giorni fa. Scusate, questo era Ruggin, vediamo di recuperare l'intervento di Crea, sentiamo. L'atteggiamento dell'Italia, no, non mi pare nessun tipo di subalternità, mi pare invece che la postura del governo italiano e della Meloni sia nel senso di una assoluta attenzione nei confronti di quello che è la crisi appunto medio orientale, che è partita con l'attacco all'Iran. Più volte ha ribadito la Premier che non siamo in guerra, non credo che le basi italiane siano al momento utilizzate per il decollo di caccia che possano bombardare o dare ausilio ai bombardamenti nel Golfo, come potrebbe essere partendo dalle basi di Aviano e di Ghedi. Quindi credo che le affermazioni della sinistra, in particolare della segretaria Schlein, siano le solite boutade di strumentalizzazione politica che non ha nessun rapporto rispetto a quella che è la concreta realtà. Così l'avvocato Fabio Crea. I terreni contaminati da PFAS a seguito dei lavori della Pedemontana. Siamo andati a Isola Vicentina a vedere uno dei siti mappati da ARPAV. Vediamo.
Pozzo Capiterlina è controllato da Viacqua, ente quindi gestore coordinato con il territorio. Sappiamo della presenza in questo pozzo, ma dobbiamo dire che il pozzo è scollegato dalla rete acquedottistica e non viene utilizzato per il prelievo di acqua potabile, quindi il monitoraggio attraverso questo pozzo è importante perché ci dà il senso della presenza o meno di queste sostanze nel territorio, ma non è collegato all'acqua potabile. Questo è un fatto che abbiamo già chiarito con i cittadini di Isola Vicentina. Il pozzo Capiterlina di Isola Vicentina è uno dei 28 siti monitorati da ARPAV mappati in provincia a seguito del conferimento in cave di stoccaggio dei terreni contaminati da PFBA per i lavori della Pedemontana. Questo pozzo si trova a valle idrologica del punto di scarico della galleria di Malo nel torrente Giara-Orolo. Non è il solo contaminato dagli inquinanti indagati. Questi siti sono in prossimità degli imbocchi delle gallerie della Pedemontana e soprattutto poi in altri luoghi dove sono stati appunto depositati i terre e rocce da scavo. Sono nell'Alto Vicentino soprattutto. Il fatto vero è che i punti dove sono stati rilevati queste quantità notevoli non sono vicini diciamo così a punti di prelievo per l'acquedotto, quindi dal punto di vista dell'acqua potabile il problema non è assolutamente presente. L'attenzione resta comunque massima anche se in via precauzionale. Indispensabile sarà il coinvolgimento della Regione Veneto. La provincia nel frattempo ha sollecitato l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero per definire urgentemente i parametri di riferimento certi per il PFBA. Il problema qui invece sulle zone nostre si presenta nella misura in cui ci sono le presenze di pozzi privati e i pozzi privati devono essere controllati da parte dei privati che devono premunirsi di analisi che appunto fanno chiarezza sulla presenza o meno di queste sostanze. Abbiamo un aggiornamento sull'incidente che è stato provocato da un cervo che ha attraversato improvvisamente la Pedemontana. Sentiamo Monica Smiderle. A te Monica. Siamo a Colceresa, alle nostre spalle c'è la superstrada Pedemontana Veneta, siamo all'altezza del chilometro 38, il punto dove martedì mattina si è verificato il grave incidente stradale nel quale è rimasto seriamente ferito Fabrizio Furlan, 57enne di Pove del Grappa, letteralmente investito da un cervo che è balzato improvvisamente all'interno della superstrada Pedemontana colpendo l'Audi del 57enne di Pove. Con noi c'è il sindaco di Colceresa Enrico Costa. Sindaco, quello che è successo martedì mattina, questo grave incidente nel quale poteva perdere la vita il 57enne di Pove, accende i riflettori sulla sicurezza di questa infrastruttura. Possiamo vedere che le barriere di protezione in questo punto sono piuttosto basse, siamo lungo la Pedemontana, le colline sono qui a poche centinaia di metri. Insomma, sindaco, il tema della sicurezza, che cosa dire? Vi preoccupa quello che è successo martedì? Beh, allora mi colgo l'occasione per augurare appunto a questa persona una pronta guarigione e un veloce recupero. Ovviamente qui siamo in zona, la superstrada Pedemontana è in fascia pianeggiante a ridosso della collina. Il passaggio di animali selvatici è all'ordine del giorno, è normalissimo. So che ci sono però dei passaggi che all'epoca della costruzione sono stati fatti proprio per permettere alla fauna selvatica di attraversare l'arteria in maniera sicura. Sicuramente la Regione farà i suoi passaggi per verificare insomma, che tutti questi passaggi poi siano sufficienti o eventuali accortezze diverse. Quello che è chiaro è che qui abbiamo vicino un bacino di laminazione dove tra l'altro la fauna selvatica ha preso casa proprio dalla sua costruzione, quindi probabilmente è anche una zona
un po' delicata sicuramente, sicuramente anche una percentuale di casualità può capitare. In tutte le strade può attraversare la strada un animale selvatico, insomma. Chiudiamo un'ultima domanda, il tema delle barriere. Abbiamo fatto notare che in questo punto sono molto basse, c'è il bacino di laminazione che, come ci raccontava, è frequentato dalla fauna selvatica, che è numerosa in questo punto. Sarebbe auspicabile quindi un intervento per alzare queste barriere? Non so quali interventi possono essere messi in campo. È chiaro che sono sicuro che la Regione e SIS, come hanno sempre fatto, prenderanno in carico la questione, anche perché poi è di competenza loro, sia la fauna selvatica, parlo della Regione, sia l'arteria, e quindi sarà presa in carico la questione e poi valutati eventuali interventi. Sicuramente penso che la Regione risponderà prontamente a questa questione. Ricordiamo che la Procura di Vicenza ha aperto anche un fascicolo per accertare eventuali responsabilità appunto in merito all'incidente successo martedì mattina. È un problema quello, grazie a Monica Smidl, è un problema quello degli animali selvatici che scendono in pianura. È stato avvistato un lupo a Marostica. Sentiamo Nancy Galdi. Purtroppo continuano le segnalazioni e gli avvistamenti in aree densamente popolate. Per l'ennesima volta in meno di 2 giorni avvistamenti plurimi nell'area del quartiere San Benedetto e zona Ponte Quarello. Siamo sempre in zone densamente abitate, siamo in un'area dove passa anche una pista ciclabile molto frequentata. Attendo sempre una risposta da parte delle istituzioni. Adesso vedremo di sollecitare anche una risposta scritta su come si vuole andare a provare a risolvere o contenere questo che sta diventando un problema non solo per i cittadini. Un altro lupo, vigile, attento e senza timori, anche sapendo di essere osservato. Proprio questa assenza di paura lo porta ad avvicinarsi sempre di più alle case. È stato avvistato in piena zona residenziale e poi anche lungo la pista ciclabile in mattinata a Marostica, in quartiere San Benedetto e in zona Ponte Quarello, dove vivono circa 1700 residenti. Un punto frequentato dove ogni giorno passano persone a piedi, ciclisti e chi porta a passeggio il cane. Una situazione che potrebbe veramente diventare un problema. Aumentano sempre di più infatti i casi di avvistamento, senza contare le numerose predazioni registrate negli allevamenti del territorio. Cresce così la preoccupazione tra i cittadini, non tanto per l'incolumità delle persone, il lupo resta un animale schivo, quanto per quella degli animali domestici e dei bambini più piccoli. Allora, questa era Nancy Galdi. Vediamo adesso, facciamo un aggiornamento sulla grandine e la pioggia torrenziale ieri pomeriggio a Treviso e nei comuni alle porte della città. Poco dopo le 16 la grandine ha imbiancato in pochi minuti le strade di Canizzano e Sant'Angelo. Diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi, sorpresi dall'ondata di maltempo improvviso. La grandine è arrivata anche a San Trovaso di Preganziol, dove il piazzale davanti alla chiesa appariva completamente imbiancato. Numerose le telefonate ricevute dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, ma non sembrano esserci danni ingenti. Qualche disagio invece legato alla viabilità alle porte di Treviso. Intanto sul versante delle colline del Prosecco il presidente dell'associazione Marina Montedoro scrive agli assessori regionali Elisa Venturini, Dario Bonde e Marco Zecchinato per semplificare l'iter per il ripristino dei versanti post eventi atmosferici estremi che negli ultimi anni hanno colpito il territorio. Servono, hanno detto, procedure più snelle quando si tratta di eventi eccezionali. Un altro servizio prima della pubblicità: 420 kg di rifiuti abbandonati in strada Carpaneda, operazione della Polizia Locale di Vicenza che riesce a risalire ai presunti responsabili grazie ad una segnalazione di un cittadino e alle registrazioni dei Targa System. Luisa Bertini.
Abbandonano 420 kg di rifiuti lungo la strada della Carpaneda, ma vengono notati da un cittadino che prende nota di una parte della targa e segnala il fatto alla polizia locale, che riesce a risalire alla ditta grazie all'ausilio dei Targa System. Sono i risultati di una complessa indagine partita un mese fa, che ha permesso agli agenti di intervenire nell'immediatezza sul posto, ricostruendo che il materiale, non pericoloso ma voluminoso, era parte di vecchio mobilio e documenti riconducibili allo sgombero di una cantina di un privato. Grazie alla tempestività della segnalazione abbiamo potuto verificare i transiti di tutti i veicoli in zona tramite appunto il sistema di Targa System, e in base alla qualità del materiale abbandonato siamo risaliti alla provenienza riferita a uno sgombero di una cantina. Gli agenti sono così riusciti a risalire alla ditta che era stata incaricata ad effettuare sgombero e lavori e che si era avvalsa del furgone a noleggio, tra l'altro dotato di sistema GPS che ne avrebbe così confermato gli spostamenti. I 420 kg di materiale sono stati rimossi da AIM Ambiente, il titolare della ditta esecutrice dei lavori indagato. È stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria a carico della legale rappresentante della ditta, in quanto responsabile anche dell'attività dei propri dipendenti. Il plauso dell'assessore all'ambiente per il senso civico del cittadino, che ha prontamente segnalato l'accaduto, e viene ribadito l'impegno dell'amministrazione sul versante più ampio dell'abbandono rifiuti attraverso il potenziamento del parco telecamere presenti nelle isole ecologiche. E la nostra lotta contro l'abbandono dei rifiuti prosegue sempre ogni giorno, e adesso aumenterà perché stiamo per installare altre 2 videocamere fisse di telesorveglianza in 2 isole ecologiche. Abbiamo già definito con la polizia locale e AIM la localizzazione, quindi si aggiungeranno le altre 6 che ci sono già, oltre che ai sistemi mobili che abbiamo già e alla polizia in borghese che già ogni giorno tutela e batte il territorio. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito. A Treviso la posa della prima pietra per il nuovo polo didattico regionale dei Vigili del Fuoco. Nicola Marcato. Era da tanto che si aspettava questo evento, questo momento, e finalmente è arrivato, di quella che sarà un po' il fiore all'occhiello per tutta la comunità dei Vigili del Fuoco del Veneto. È stata posata a Treviso la prima pietra del nuovo polo didattico regionale dei Vigili del Fuoco, che sorgerà accanto al comando provinciale di Via Santa Barbara, un progetto da oltre 5 milioni di euro finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzato con il supporto della provincia di Treviso, che svolge il ruolo di stazione appaltante e coordinamento tecnico dei lavori. Il nuovo edificio di oltre 2.200 metri quadrati ospiterà aule per la formazione, un'aula magna, autorimesse operative, uffici e spazi logistici, oltre a un'area dormitorio per il personale in addestramento. Una delle aule sarà inoltre predisposta come centrale operativa di emergenza. All'inaugurazione ha presieduto il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino. Un investimento importante, noi riteniamo che la formazione del personale costante, sempre di più alto livello, derivi una maggiore sicurezza per le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e ovviamente si eleva anche la qualità del servizio e quindi la sicurezza dei cittadini su un territorio strategico per la nazione come quello del Veneto. Il nuovo polo diventerà un punto di riferimento interregionale per la formazione e l'addestramento dei Vigili del Fuoco, con ricadute dirette sulla sicurezza del territorio. Polo regionale, ma direi interregionale, perché i discenti verranno a fare corsi da tutte le regioni del Triveneto, soprattutto perché c'è un simulatore aeroportuale che è una struttura particolare che consente di fare corsi specifici. La struttura sarà costruita secondo i più moderni standard antisismici ed energetici e sarà in grado di ospitare in alloggio 40 persone. Alle lezioni potranno partecipare più allievi. Quali sono le specializzazioni che si potranno ottenere in questo polo logistico? Si va dai pacchetti formativi di completamento per i vigili in primo ingresso, passando ai corsi di qualificazione per i passaggi da vigile a caposquadra, fino ad arrivare a corsi di aggiornamento e di specializzazione per le varie specialità. I lavori, affidati all'impresa Costruzioni Ferracina, dovrebbero concludersi nell'estate del 2027.
Servizio di Nicola Marcato e il collega Sigfrido Ranucci, giornalista di Report a Bassano del Grappa, a presentare il suo libro e anche il suo spettacolo. Con Vanessa Banzatto ci parla di libertà di stampa, social e fake news. Sigfrido Ranucci, il suo un giornalismo d'inchiesta ha fatto tremare in più occasioni anche gli alti palazzi, subendo anche pesanti ripercussioni a livello personale, tanto che lei vive praticamente scortato, sotto scorta. Però lei non si è mai abbattuto, lei ha sempre avuto il coraggio di continuare nel suo lavoro. È un esempio per la categoria, ma è un esempio anche per tutte le persone che credono in una, tra virgolette, lotta continua e costante. Credo che il segnale più importante sia stato nella coerenza, cioè di non lasciare comunque che qualcuno possa consentire con anche atti violenti di fermare quello che è un processo secondo me democratico e che deve essere costantemente tenuto alto, quale quello del valore della libertà di stampa e della consapevolezza della libertà dei cittadini di essere informati. Oggi più che mai serve questo? Ma oggi è più complicato perché informarsi in maniera profonda e veritiera è un'impresa. Devi fare lo slalom tra le fake news che vengono spesso veicolate dai social, dalla rete, che è uno strumento di grandissima libertà, ma come dico io è una sorta di bibliotecario ubriaco. Nessuno ti dice che le notizie che vengono divulgate dai social, dal web siano vere, anzi spesso rispondono all'algoritmo della cliccabilità, cioè della notiziabilità, non della verità. Quello è un problema. In che Italia siamo? C'è un problema di libertà di informazione non perché esista la censura, ma perché non c'è la stessa possibilità di accedere alle informazioni con grande libertà, non c'è la possibilità di divulgarle con la stessa libertà di alcuni gruppi editoriali, c'è un problema di conflitto di interessi. La RAI è direttamente dipendente dal governo, questo lo dice l'European Media Freedom Act, e insomma non siamo messi bene dal punto di vista dell'accesso delle informazioni, tuttavia se sono ancora qui è una bella notizia. Così Sigfrido Ranucci con Vanessa Banzatto, e stasera parliamo anche noi di libertà di informazione, libertà di stampa e il futuro con l'intelligenza artificiale, con i Lions trevigiani a Solighetto, e sarà invece a Focus a condurre il nostro talk dalle 21:20 Ivano Tolettini, gli ospiti Raffaele Addamiano, Maria Antonietta Auditore, Paolo Bonafè, Armando Cunegato, Jacopo Maltauro, Gennaro Marotta e Stefano Trubian. È tutto per oggi, grazie molte, arrivederci a domani e grazie ai nostri registi che sono Mattia Pizzaia e Marco Mattiuzzo. Arrivederci, buona giornata.